Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E benvenuti e buona domenica a tutti. Il Signore ci invita ad ascoltare la sua parola, la sua presenza in mezzo a noi, e noi vogliamo fare festa, disporci ad accogliere il Signore Dio. E all'inizio di questa celebrazione gli chiediamo perdono di tutte le volte che il peccato ci ha allontanato da Lui. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto per dare la tua vita e riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te corretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te,
né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia, e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va di gioie, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì.
Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Il Signore con queste parole, con questi esempi, ha qualche cosa da dire anche a noi, anche quando ci parla di storie di tempi lontani. C'era un re, dice la prima lettura. Era il re più sapiente di tutti. Tra tutti i re dell'antichità, tra tutti quelli che sono ricordati nella Bibbia, tra tutti quelli che si conoscevano, il più sapiente era questo re, talmente sapiente che Dio stesso gli ha detto: chiedimi quello che vuoi che io faccia per te. È una bella cosa quando il Signore ti dice così. Se lo dicesse a voi, il Signore Dio che ti dice: domandami quello che vuoi, che cosa gli chiederesti? Un vagone d'oro, una borsa piena di diamanti, oppure una vita lunga e senza problemi di salute, oppure essere più forte di tutti quanti gli altri. Non lo so che cosa potremmo chiedere al Signore. Neanche quali pensieri possono essere venuti in mente a questo re. Sta di fatto che lui dice: io sono un re e sono giovane, ti domando la capacità di governare bene, di essere un buon re, di saper fare bene il compito che mi è stato affidato. Era proprio vero che era il più sapiente di tutti, tanto che anche Dio si complimenta e dice: sono proprio contento che mi hai chiesto questa cosa. Non mi hai chiesto ricchezze, non mi hai chiesto salute o di essere più forte degli altri. Mi hai chiesto di essere un re saggio, capace di governare bene. Ebbene, e allora ti darò quello di cui hai bisogno. Forse il Signore ci ha ricordato questo fatto questa mattina per ricordare anche a noi. Guarda che Dio non è uno che si tira indietro, è pronto a darti tutto ciò di cui hai davvero bisogno. Ma quando chiedi qualche cosa a Dio, guarda di chiedere la cosa giusta, quella che è davvero la più importante per te. Perché se davvero è qualche cosa di cui hai bisogno, che è buono per la tua vita, il Signore non te lo farà mancare. Il Signore è pronto a darti tutto ciò di cui hai davvero bisogno. E quindi il Signore chiede anche a noi: che cosa posso fare per te? E poi il discorso continua anche con le parabole del Vangelo. Mi soffermo soprattutto sulle prime due, perché ci parlano di che cosa vuol dire incontrare Dio, che cosa il Signore sta preparando per te. Beh, incontrare Dio è come uno che trova un tesoro, vende tutto quello che ha per comprare quel campo, per avere quel tesoro, perché ha capito che quella è davvero l'occasione buona della sua vita. Oppure l'altra parabola simile, c'è il mercante che fa collezione di perle, quando ne vede una di molto preziosa, la più preziosa che abbia mai visto, la perla più preziosa del mondo. Beh, che cosa fa?
Anche lui è pieno di gioia e vende tutto il resto, tutte le altre cose, pur di avere quella perla preziosissima. Ecco, incontrare Dio è così. È qualche cosa che può darsi che lo vai cercando, come quel cercatore di perle preziose che va in cerca di qualche cosa che è davvero prezioso per la tua vita. Magari sei uno che va in cerca di quella cosa più importante di tutte per la tua vita. Vai in cerca del senso vero della tua vita, di qualche cosa che possa soddisfarti davvero. E lo trovi. E sei pieno di gioia. E tutto il resto conta meno perché hai capito che quella è la cosa davvero importante. Oppure è come trovare un tesoro, non te l'aspettavi. Eppure quando meno te l'aspettavi hai trovato Dio e hai capito che quell'incontro lì è davvero la cosa più preziosa di tutte. E allora sei pieno di gioia. Ecco, la cosa importante di queste persone, sono piene di gioia. Piene di gioia perché hanno trovato un tesoro prezioso, una perla di grande valore. Hanno trovato la cosa più importante della loro vita. E allora sono pronti a lasciare tutto il resto. Sono pronti a fare anche dei sacrifici, di mettere da parte delle cose che magari erano sì preziose, ma non così preziose come quel tesoro. Erano tutti i risparmi della mia vita, le cose che avevo messo da parte. Però di fronte a questo tesoro non c'è niente che possa uguagliarlo. Ecco, così è incontrare Dio. È scoprire un tesoro prezioso, è rendersi conto che davvero è l'occasione della tua vita. E allora essere cristiani non è il dover fare rinunce, il dover fare sacrifici, il dover fare dei fioretti, rinunciare a tante cose, anche se ci può essere anche quello, ma prima di tutto è trovare un tesoro, è innamorarti del Signore Dio. Ecco, l'altra parola che potremmo dire è proprio come innamorarsi. Quando ti innamori di una persona, allora per te quella è la cosa più importante della tua vita. E allora sei pronto a fare qualsiasi cosa pur di stare con quella persona. Sei pronto a lasciar perdere tutto il resto, di mettere in secondo piano tutto quello che avevi, anche le cose che prima ti sembravano importanti. Ma se mi sono davvero innamorato di una persona, allora tutto il secondo piano. Sono pronto a lasciare tutto il resto perché lì c'è davvero il senso della mia vita. Lì c'è tutto quello che io cerco, in quella persona di cui mi sono innamorato. Ecco, l'esperienza cristiana è così, è trovare un tesoro, è innamorarsi di Dio, è capire che davvero quell'incontro lì è l'incontro più importante. Se prima non hai compreso questo, allora magari tutte le cose della Chiesa, tutte le indicazioni, tutte le regole, i comandamenti possono sembrarti pesanti, possono sembrarti qualcosa di difficile. Ma perché devo pregare? Ma perché devo rinunciare a qualche cosa di mio? Ma perché devo sacrificarmi il mio tempo per venire in chiesa? Ma se hai capito che davvero è l'incontro fondamentale della tua vita, allora non diventano cose pesanti questo. Sono pronto a rinunciare a questo e anche ad altro, pur di restare con Dio. E allora la proposta per noi qual è? È prova a vivere il tuo incontro con Dio proprio così, come la scoperta di un tesoro prezioso. C'è chi l'ha già scoperto, che stare con Dio è davvero qualche cosa di prezioso, che lasciarsi guidare dal suo Vangelo vale più di qualsiasi altra cosa,
che quello che può fare il Signore per te, che è pronto a darti tutto quello che gli domandi, tutto quello di cui hai davvero bisogno, è la cosa fondamentale e importante della tua vita. Se hai già sperimentato questo, puoi essere davvero pieno di gioia, una persona felice, una persona che non gli pesa rinunciare al resto perché hai capito che lì davvero c'è la realizzazione della tua vita. E se non l'hai ancora sperimentato, ti auguro di poterlo sperimentare presto, di poter sentire che davvero vale la pena di stare con Dio, vale la pena di prendere sul serio le sue parole, che davvero quello è un tesoro per te, per la tua vita, per la tua famiglia, che è la cosa più importante, più bella che ti può capitare. Chiediamo al Signore che questa possa diventare anche la nostra esperienza, in modo che tutto quello che facciamo per il Signore non sia qualche cosa che ci pesa e che non vediamo l'ora che finisca, ma che sia qualcosa che facciamo volentieri perché siamo come innamorati, perché abbiamo trovato un tesoro prezioso. Vi auguro di trovarlo, questo tesoro, di scoprirlo, di lasciarvi abbracciare dal Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per me le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per il popolo santo di Dio, perché manifesti la fedeltà al messaggio evangelico nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i ministri del Vangelo, perché siano i primi uditori e testimoni della parola che annunziano al popolo di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i fidanzati, perché scoprano il valore umano e soprannaturale del loro amore, per costruire la famiglia, prima cellula della società e della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i coniugi separati, perché alla luce della parola di Dio, con l'aiuto e la comprensione dei fratelli, possano riscoprire il senso cristiano della vita e in ogni caso non disperino della misericordia del Padre
Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, preghiamo. Ascolta, o Padre, le preghiere che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Alziamo in piedi. Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo nostro Signore, per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, convocata nel giorno in cui il Cristo ha visto Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Preghiamo in particolare per Natalina, Saverio, i defunti della famiglia Gavaldo, Pierluigi, Antonio, Agnese, Anna Maria, Norma, Sergio e Renato, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Vicino alle porte della chiesa troviamo dei cestini, possiamo lasciare il nostro contributo per le spese della chiesa, della nostra parrocchia. In questo periodo, al termine di ogni celebrazione, sapete, è necessario fare la pulizia della chiesa. Sono già alcuni volontari, se qualche altra persona può fermarsi, facciamo prima, si tratta di 10 minuti, di ripulire tutti i banchi in modo che possano essere pronti per le prossime celebrazioni. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.